Una soluzione la dobbiamo trovare, è la più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia, 2 miliardi e mezzo di opere e 95 chilometri. A tutti i costi, la Pedemontana si deve fare, una soluzione bisogna trovarla. Lo dice chiaro e tondo il governatore veneto Luca Zaia, che promuove a pieni voti il lavoro dell'ormai ex commissario straordinario Silvano Vernizzi. Ha fatto un ottimo lavoro, penso che il frutto di questo lavoro lo si veda già ampiamente nei territori. Resta comunque uomo di Veneto Strade, capo di Veneto Strade e seguirà la viabilità regionale. Per cui anche chi ha voluto far passare l'idea che c'è un cambio di marcia su tutto, penso che debba un po' forse studiare un po' di più. Mentre Luca Zaia manda qualcuno a studiare di più, il governo italiano non rinnova lo stato di emergenza e questo fa decadere dal 1° gennaio la gestione straordinaria della Pedemontana. Tradotto, Silvano Vernizzi deve lasciare. Siamo arrivati a un 30-35% di realizzazione del cantiere. Questo è lo stato di quello che abbiamo fatto. Insomma, a conti fatti resta il 65% del lavoro da completare e le procedure potrebbero complicarsi perché i cantieri, per proseguire, hanno bisogno di un'iniezione da 1 miliardo e 600 milioni di euro. Ma la Pedemontana va terminata una volta per tutte, altrimenti si rischiano brutte figure. Sarebbe una figura, diciamo, una perdita di credibilità per lo Stato e per la Regione incolmabile.